I residenti si sono svegliati di soprassalto. Il rumore degli spari era forte, poi le sirene della polizia. È successo questa notte nel parcheggio del Burger King lungo il Terraglio a Mestre. L'uomo ha iniziato a sparare alcuni colpi verso l'auto dove si trovava la prostituta, con tutta probabilità appartata con un cliente. Nessuno è rimasto ferito, ma uno dei proiettili ha colpito un van che era parcheggiato nell'autolavaggio accanto al Burger King. Poi l'uomo, che ancora non è stato identificato, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della squadra mobile di Venezia sono al lavoro da ore per cercare di risalire alla sua identità e ricostruire la dinamica dell'episodio, a partire dai motivi del gesto. La prostituta e il suo cliente sono stati interrogati per ore e al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal racket della prostituzione alla vendetta di qualche cliente.